Mi chiamo Elisa Barause, sono amministratrice delegata della Barause SRL, è un'azienda che produce porte per interni, boiserie e partizioni. Io sono Giulia Sbalchiero e sono HR e Sustainability Manager presso l'azienda I Milani. Sono Andrea Ravazzolo, sono amministratore della società di famiglia Conflava Spa. Produciamo capospalla sartoriale maschile e pantaloni. Dopo alcune esperienze esterne all'azienda ho deciso di entrare nell'azienda di famiglia. Ho iniziato il mio percorso in ambito marketing e da lì poi mi sono spostata in ambito commerciale. È stata una scelta un po' disruptive rispetto al mio percorso scolastico classico. Ho pensato che il mondo delle risorse umane potesse collegarsi bene al mio percorso di filosofia e a relazionarmi con le persone. Diventare imprenditore è un qualcosa che devi sentire da quando sei piccolo. In particolare io ho avuto sempre questa propensione perché sono stato sempre attratto dal modo di fare e da quello che facevano il nonno e il papà. Nel tempo libero mi piace molto stare all'aria aperta, fare sport, ma mi piace tantissimo anche andare a visitare città. Fuori dal lavoro, la cosa che mi ricarica di più, in questo periodo lo sport mi carica molto. Di sicuro nel weekend cerco di ritagliarmi del tempo per stare con la famiglia e per trascorrere del tempo in serenità. La mia visione per il futuro della mia azienda è sicuramente essere un'azienda inclusiva, sostenibile e soprattutto un'azienda che dà possibilità. Sicuramente il mercato è cambiato e sta continuamente cambiando. La chiave di svolta è rendersi conto di questi cambiamenti, seguirli, implementarli e trovare sempre qualcosa di nuovo da proporre ai nostri consumatori. Gli consiglierei di aver certezza e aver consapevolezza che la scelta è sua. È il giovane che ha la possibilità di, scegliendo le aziende, cambiarle. Innanzitutto fare un po' di retrospettiva di se stesso, iniziare la sua carriera lavorativa in un'azienda e di dia delle possibilità di crescita. In un contesto economico in continua evoluzione, soggetto anche a degli equilibri geopolitici instabili, per le nostre aziende diventa proprio fondamentale avere un occhio molto attento a queste evoluzioni, andare a cercare quali possono essere dei canali o degli ambiti dove poter andare a sviluppare il proprio prodotto o trovare altre nicchie di mercato. Per quanto riguarda l'aspetto delle PMI all'interno dell'economia, dobbiamo aiutarle a sapersi raccontare, perché raccontandosi riusciamo a dare consapevolezza di chi siamo. Offrire il miglior prodotto nel mercato, riuscire a capire quelle che sono le richieste del consumatore, adeguarsi e fare delle proposte interessanti sia in termini di qualità del prodotto che in termini di prezzo. La sostenibilità si ritrova all'interno dei nostri prodotti, privi di sostanze tossiche e con l'utilizzo di legname che proviene da foreste certificate. La nostra PMI sta contribuendo ad aumentare la percezione della sostenibilità. Noi siamo una società benefit dal 2022 e stiamo cercando di certificarci B Corp. Noi collaboriamo con Sea Shepherd che si occupa della salvaguardia dei mari.